Dopo tante richieste e segnalazioni, ma soprattutto l'appello delle società remiere, finalmente sono iniziati i lavori di dragaggio qui a Punta San Giuliano. I fondali sono diventati talmente bassi che rendono difficoltoso qualsiasi tipo di navigazione. Ecco perché anche i fenicotteri si vedono con più frequenza, a testimonianza di una laguna con sempre meno acqua nell'area del polo nautico di Punta San Giuliano. Eccolo qua, è la profondità dell'acqua in questo momento, Pochi centimetri. pochi centimetri, esatto. Con l'avvio dei lavori però in poche settimane il problema dovrebbe risolversi almeno in questo primo step. Il comune sta investendo qualcosa come 7 milioni di euro su quest'area per i capannoni che vediamo poi eventualmente in fondo, e però non c'era più acqua. Qua sotto alle nostre gru abbiamo un fondale di 35-40 centimetri che in caso di bassa marea non ci permette neanche più di mettere in acqua né di tirare su le barche. In qualche momento le barche più grosse hanno difficoltà a risalire o scendere in acqua. L'amministrazione ha rischiato di vanificare un investimento di quasi 8 milioni di euro, nel senso che a fronte di una struttura così imponente, il fatto di non avere una navigabilità garantita e assicurata rischiava di creare anche un danno erariale non indifferente. Quindi con l'inizio degli scavi siamo tutti più tranquilli, speriamo che proseguino e che finalmente si riesca a mantenere la navigabilità di queste acque e di questa zona. Con i lavori di dragaggio si scaverà fino a 2,50 m circa, su 300-400 metri di lunghezza. Una questione che va avanti da anni con le prime manifestazioni di protesta che risalgono al 2017. Questo è il primo intervento importante su quest'area. Ce ne dovranno essere altri, ne chiediamo altri, perché altrimenti c'è una commistione tra traffico sportivo e traffico di trasporto di persone o da diporto troppo grosso. L'auspicio è che dopo questo primo intervento se ne possano realizzare altri. Il nostro obiettivo in realtà sarebbe quello a cui ancora non abbiamo rinunciato, di avere proprio una vasca scuola, quindi di creare una zona esclusiva dove i ragazzi possano allenarsi con tranquillità, senza preoccupazione che sfreccino motoscafi o altre imbarcazioni che possono essere molto pericolose.